Con la pubblicazione del secondo volume della storia della canzone napoletana, che adesso è raccolta in un cofanetto, Pasquale Scialò ci racconta la storia della musica a Napoli dal 1824 fino al 2003. Ma prima del 1824 non esisteva la canzone napoletana? Sì, esisteva e come? Esisteva il canto napoletano. Una cosa è il canto napoletano che diciamo che è molto antico, la sirena partenope, no? È proprio diciamo, la nostra genitrice, e quindi sia dal punto di vista culturale che dal punto di vista canoro, ma nel tempo il canto poi diventa canzone in diverse forme e dall'inizio dell'Ottocento, in particolar modo nel secondo Novecento, poi diventerà la canzone classica napoletana. Quello che abbiamo ascoltato è un frammento di Te voglio bene assai, un canto particolare nato all'interno di una periodica, un salotto borghese, in cui un ottico napoletano, Raffaele Sacco, improvvisa, diventa un provvisautore. Nel 835 pubblicherà questa improvvisazione, nel 39 diventerà una canzone. Sarà pubblicata nel 40 con musica di Anonimo. Ma chi ha scritto la musica di questa canzone? Salvatore Di Giacomo attribuisce il canto a Gaetano Donizetti. È vero, è uno scoop o una fake? Attualmente non sappiamo ancora perché secondo noi il brano non è di Gaetano Donizetti. Quindi il suo libro comunque contiene storia e anche chicche, aneddoti? Eh sì, è fondamentale perché guardate che la storia si fa con i fatti, ma gli aneddoti alcune volte sono degli elementi anche che fanno capire qual è la forza di una canzone e come dal punto di vista emozionale colpisce le persone. Quindi i due fatti, vero verosimile, fonti e immaginazione, sono parte di una storia. Qual è la canzone che più è stata apprezzata agli inizi dell'Ottocento? Io penso che sia Scetate, una canzone scritta dal poeta Ferdinando Russo e poeta Scugnizzo con la musica di Pasquale Mario Costa. Anche qui c'è l'aneddoto è che questa canzone sembra che l'abbia scritto il nostro poeta ispirandosi alla bellezza di Anni Vivanti, che era diciamo allora la prediletta allieva, poi diventerà la compagna Gesù e Carducci. La cosa non andò naturalmente molta ragione a Carducci perché pare che si commosse la ragazza quando ascoltò i versi di questa canzone. Gianluca Marino, Scetate. Il testo è molto bello, questo testo ha degli elementi gergali che sono tipici del poeta Scugnizza. In cielo si sono arrucchiate, si sono adunate alcune stelle, oppure parla appunto di questo aspetto quasi della fantasia di cui si allude appunto questa grande atmosfera notturna intorno a questa donna. La canzone classica che ripercorre un po' le note della serenata? Sì, e questa infatti è una tipica serenata, diciamo, a cavallo fra 800 e 900 e la capacità di questi musicisti e di questi poeti è quello di prendere alcuni elementi popolari, no? Qui ci sta molto, diciamo, questa evocazione quasi di un canto a distesa, però formalizzato in una forma appunto di quella della canzone classica napoletana. L'emigrazione, Scialò, è uno dei temi fondamentali della canzone in quel periodo. Perché? Perché io penso che la canzone all'interno del problema dell'immigrazione rappresenti una sorta di terapia del dolore, una colonna sonora che le persone utilizzavano un po' per, insomma, per avere un momento, anche se volete, anche di grande passione, ma anche di grande terapia. Faccio un esempio, proprio io immagino che, pensate, il porto di Napoli, due si separano e il poeta Viviani scrive Yammadò, quindi la processione di questi migranti che salgono sulla scaletta e poi partono in bastimento, quindi c'è questo fermo immagine, no? di questo nostro borgo marinaro e il grandissimo Ean Mario scriverà appunto Santa Lucia Lontana. Ma durante il percorso altre musiche accompagneranno, per esempio
la canzone La mandolинata dell'emigrante che viene cantata durante proprio il viaggio, poi si arriva a New York e nasce Questa è Nuova York, e poi lì c'è nostalgia a Cartolina e Napoli, e poi c'è il primo incontro, diciamo il cosiddetto Italglish, cioè questo incontro fra la musica, il gergo napoletano e quello americano, e nascerà Ambara Navira Casa Mia del nostro famoso Migliaccio, un nostro emigrante di Cava dei Tirreni. Quindi la canzone accompagna, delle volte accompagna anche tristemente il ritorno, no? Delle persone che sono arrivate lì, non riusciranno a inserirsi in quel mondo e saranno costrette a tornare indietro. Su questo argomento credo che Lacrime napolitane sia la canzone giusta. 1925 Libero Bovi e Bongiovanni scriveranno questa bellissima canzone che è classificabile in un genere teatrale della canzone napoletana che chiamiamo la canzone di giacca. Ecco. Perché di giacca? Che ci azzeccano le giacche con la musica? Noi abbiamo inventato anche il rapporto fra canzone e look, quindi nei salotti borghesi i cantori si esibivano col frac, col tight, invece in ambienti popolari avevano una giacca aperta e forse anche un garofano, diciamo, nel taschino. E tutto ciò perché bisogna avere un rapporto più diretto, più prossimico col pubblico. Questo si sente una canzone drammatica, racconta una storia, è come se fosse una commedia in 3 atti, un'introduzione, un prologo, uno sviluppo e un epilogo. E qui l'epilogo è molto forte, questo emigrante, quindi non solo c'è la scena dell'emigrazione, ma c'è anche il tradimento. E infatti lui concluderà dicendo: io so carne e maciel, so emigrante. Attualissimo. Attualissimo, più che mai. Lei a un certo momento, andando avanti nel tempo, parla della canzone napoletana By Night, è scritto proprio By Night. Ma di che si tratta? Beh, siamo nel periodo post bellico del boom economico, quindi la dolce vita napoletana, i locali notturni napoletani sul lungomare di Napoli, nelle nostre isole. Pensate, Ischia aveva questo famoso locale di Rangio Fellone dove tutti i grandi cantanti, tutti i grandi personaggi arrivavano, ed è un genere particolare, un genere un po' da luce soffusa, una voce confidenziale. Sono i crooner napoletani, cioè i Bill Crosby napoletani, i Sinatra napoletani, ce ne sono molti. Tra questi io citerò sicuramente Ugo Calise, uno degli inventori di questa ballad napoletana, con brani come appunto Una voce, una chitarra o poche lune, Un è peccato, brani che poi saranno anche dati al successo grazie alla presenza di figure come Peppino Di Capri. Gianluca Marino lo suona benissimo, sa anche parlare, però non è microfonato, quindi La prossima volta facciamo anche parlare. Ci dica lei allora la storia di questa chitarra, che ha questo suono così particolare. Questa è una guadagnina, una chitarra molto importante, ma non è solo importante la chitarra, perché questa chitarra gliel'ha donata a lui Fausto Cigliano. Lui ha avuto, diciamo, il piacere di accompagnarlo nelle ultime esibizioni. Questa è una chitarra storica, è quella che fa tutti i concerti a Rai di Napoli insieme a Mario Gangi, quindi è una chitarra che ha cantato, ha suonato le cose più importanti della canzone napoletana. È giusto che sia qui adesso. Ed è giusto che sia qui e che sia nelle mani nel raccontare di Gianluca. questo libro che lei ha scritto. Ma a chi è dedicato questo libro? Ai miei genitori e a Goffredo Fofi, devo dire. Dall'inizio del 1800 fino al 2003, ma è un lavoraccio. È durato 5 anni, diciamo, il lavoro, perché questo è un cofanetto che contiene 2 volumi. Il primo pubblicato nel 2017, il secondo invece nel 21. Adesso il cofanetto riunisce tutti e 2 i volumi. Torniamo agli anni 70. Sergio Bruni scrive Carmela, è diventato un successo straordinario, una canzone semplice. Perché diventa così famosa questa canzone, tanto da diventare rappresentante della musica napoletana nel mondo? Ascoltiamola e vi dico anche il perché, secondo me.
secondo me diventa importante per due ragioni. La prima perché nasce in un contesto particolare, nasce negli anni 70, il brano del 76, e nasce in un contesto in cui invece abbiamo veramente una multiformità di proposte musicali. Io lo chiamo multicolor nel libro, multicolor suite è il titolo di questo periodo, perché abbiamo il rock progressive, abbiamo la canzone di Mala che imperversa in quegli anni, abbiamo il primo Pino Daniele, no? Abbiamo Napoli Centrale, cioè esiste, e all'interno di questo mondo molto, come dire, anche progressivo e che ascolta molto l'estero, invece nasce una canzone fuori tempo, come se fosse un frutto fuori stagione, un ritorno alla melodia tradizionale. Se voi pensate che questa canzone poi nasce dal connubio fra il poeta Salvatore Palomba e una voce importante come Sergio Bruni, capite che la cosa diventa importante, che tutti, diciamo, le persone che si sentivano orfane della melodia e dei festival riconoscono in questo una sorta di rinascita. Poi c'è l'aspetto musicale, non è secondario. Vedete, questo inizio che ha suonato adesso Gianluca è abbastanza così pieno di tensione e di sospensione, ed è questa figura di Carmela, un po' una metafora di Napoli, tutto sommato, di questa zona, di questa donna che contemporaneamente può essere luce e ombra, parte dall'ombra, ma l'amore, dice il testo, è o contrario alla morte, a un certo punto si apre e il ritornello diventa invece quasi solare e quasi, come dire, una risposta positiva attraverso l'amore alle difficoltà della vita. Eravamo già d'accordo, bastano solo 3 note per rendersi conto. Se io dico Pino Daniele, lei che mi risponde? A me dà l'idea, diciamo, del ciclopico, dell'Atlante sonoro della città di Napoli in rapporto al mondo. Non c'è genere, non c'è gusto, non c'è tendenza di cui Daniele non si sia appropriato, in cui non abbia deciso di dialogare. È bello, io lo definisco un compositore nel senso proprio letterale, uno che compone, che mette insieme delle cose diverse, cose di tradizione, delle cose innovative. Lo fa veramente con una leggerezza, ma con una intelligenza, una capacità forte. Questo io trovo che sia l'aspetto più importante, ed è questa la ragione per la quale Pino Daniele è sicuramente, insieme a Corrosone, direi l'autore più, come dire, che più riesce a inglobare fasce sociali diverse, quindi veramente più interclassista, ecco, per usare una parola sociologica, e infatti tutti lo ascoltano. Napoli oramai è il nuovo inno napoletano, dalla strada allo stadio, e questo che abbiamo ascoltato secondo me è un fatto che mi piace molto, molto intimo, perché poi lo associa a un'altra grande figura che è quella di Massimo Troisi, col quale scriverà una canzone molto bella, Sai come Focora, e poi gli dedica questo brano all'interno di un film. E questo brano è un brano molto interiore. Mi piace tutto di Pino Daniele. C'è una cosa che preferisco a tutto, che il brano si chiama Quaccosa, che è un brano bellissimo d'amore, sembra, ecco anche lì, una romanza da camera fuori tempo, inaspettata nel secondo Novecento. E questa canzone come fa? E questa canzone non l'abbiamo provata, questa lo dico. Non c'è bisogno di vedete come? Andavo sul tranquillo. Vedete come basta? Tutto questo che lei ha raccontato, no? Si ritrova nel libro, in questo modo, così puntiglioso, così preciso, così... Spero di sì e credo di sì. Io nel fare questi 2 volumi, che mi sono costati quindi 5 anni più almeno altrettanti anni in precedenza di studio, l'ho fatto con un obiettivo reale, cioè io volevo fare un volume che fosse, oggi è una parola bruttissima, scientificamente fondata, no, aboliamola. Non l'avrei mai detto. Che avesse dei fondamenti, diciamo, storici, eccetera, ma che fosse invece comunicativo, che fosse divulgativo. Allora, ecco, questo è il mio obiettivo, questa è stata la mia mission. Io spero di esserci riuscito, molte persone mi dicono che è riuscito, alcuni critici hanno scritto, non faccio i nomi, che appunto i miei 2 libri si leggono come un romanzo e si vedono come se fosse un album di fotografie, sì, e si ascoltano come se fosse un disco. E questo mi sembra proprio una bella cosa. Io penso che la canzone napoletana è stata fatta
da napoletani, ma i contributi più grandi vengono anche da stranieri della canzone, no? Basti pensare che 824, che la prima data che metto è una data in cui nascono i passatempi musicali che sono pensati da Guillaume Cottrau, un franco-napoletano che arriva da Parigi e si mette a Napoli a lavorare. Quindi alla fine i suoi lavori, questi ultimi due lavori, sono dei saggi romanzati o dei romanzi da saggiare? Ma un po' tutti e due, nel senso che io quando scrivo, faccio una ricerca, mi pongo la prima domanda è come comunico questa ricerca, quindi cerco un po' insomma, di trovare un modo, quasi da romanzo, da racconto. Allo stesso tempo, come dicevo prima, io faccio una differenza fondamentale fra quelle che sono le fonti storiche e gli aneddoti. Ecco, io penso che però gli aneddoti di per sé, io non sono così, come dire, schivo, penso che servono pure quelli per capire qual è, diciamo, l'aspetto mitico proprio e l'universo di questa produzione. L'aspetto, secondo me, aneddotico, quindi il romanzato, secondo me serve pure per capire bene il successo di alcuni brani, come questi sono diventati, come dire, un elemento emozionale di una comunità. Beh, io ho passato un quarto d'ora, 20 minuti veramente piacevoli in compagnia di Pasquale Scialò e di Gianluca Marino. E che dire? Che ne pensa di quelli che mangiano la pizza con l'ananas? Penso che sia un'aberrazione, però de gustibus. Esiste una canzone per raccontare questo obbrobrio? Della pizza no, della pizza no, ci sono canzoni belle sulla pizza, gli obbrobri, ma sono molte canzoni che sono degli obbrobri, quindi non le facciamo ascoltare, ci sono delle canzoni che non hanno proprio né testa né coda, viceversa molte canzoni che anche secondo me hanno delle critiche molto forti perché sono contraddittorie, hanno la loro originalità. Io direi di concludere con qualche nota di Marino e i nostri saluti, grazie a Scialò, grazie a Marino, grazie a voi del Giribri.